Salvatore Architravo, buongiorno Salvatore. Buongiorno. Allora, la sua voce ovviamente è addolorata perché Salvatore, nipote di Mero Trevi, è stato il primo a darmi la notizia all'una di questa notte, di questa mattina. Mi è scritto: è morta Giulietta Sacco, non è aggiunto altro. Tu tra l'altro sei tra i pochissimi che ancora ogni tanto l'andava a trovare, la vedevano, giusto? Sì, mi sono sentito ultimamente un mese fa, perché siccome era a parte la gigantesca artista, era una persona molto riservata, quindi ci sentivamo con molto rispetto e stima reciproca. È stata una cosa... Aveva deciso questo ritiro dalle scene già da anni, non cantava... Sì, l'ultima esibizione in piazza è stata forse al Capodanno del 2003, quello organizzato da D'Angelo. Sì, con tutte le voci femminili della città. Fu un Capodanno strepitoso, e ancora io faccio sempre complimenti a Nino D'Angelo, che tra l'altro poi la produsse, no? Con un disco, l'album A Regina del Canzone, che è bellissimo, quell'album, bellissimo. Purtroppo non vi è traccia su YouTube. È un grande peccato. Che maledizione, guarda. Salvatore, ma com'è morta Giulietta? Io non sapevo di una malattia, non sapevo nulla. Ma vabbè, purtroppo la signora aveva tanti acciacchi suoi di salute, e questa forse è stata una delle motivazioni più grandi che ha un po' impedito dagli anni '80 in poi la sua grande carriera. Quello un po' si metteva il carattere, che infatti Renato Zero le disse: se non era così timido diventava internazionale. Però per me Sac già è internazionale. È internazionale. Allora lo dica ai più giovani: Giulietta Sacco è oggetto di culto in tanti paesi del mondo. I suoi vinili sono preziosi per tanti, perché è stata paragonata alle più grandi, no? Amalia Rodriguez, Amalia Rodriguez, Mignonette, ma anche, guarda, voglio dire, Mina le disse: le tue corde vocali sono collane d'oro, quindi che parlammo? E che stiamo parlando? Io sono veramente addolorato. Io mi auguro che Maddaloni sappia... Però io mi arrabbio con questo paese, che però preferisco finire qua, perché altrimenti entriamo nella polemica e non voglio. Tu t'arrabbi, io mi incazzo fortemente tutti i santi giorni per questa città ingrata che non riconosce ai suoi grandi artisti nulla soltanto perché non li vede prostituirsi in televisione davanti a una conduttrice che chiede: quanti chinotti hai fatto? Perché questa è la verità, perché quando sei un grande artista e sei riservato e non ti va di mettere in piazza, di svenderti, questa poi è la fine che fai. E Napoli è complice. Scusami, ma su Giulietta io ho un dolore enorme, quello che hai detto tu. Esattamente, perché poteva avere di più e noi tutti, le istituzioni, gli intellettuali, i professoroni, dovevamo darle di più. E invece non si porta, perché chiaramente con Giulietta Sacco non puoi fare la passerella, non ti puoi fare il selfie, e allora Giulietta Sacco non conta un cazzo in questa società mediatica, televisiva, dove tutto deve essere instagrammabile, esatto. Altrimenti non conti nulla. È così. Scusami Salvatore, No, ma mi hai dato l'assist. Sentiamo Renzo Arbore presentare Giulietta Sacco in una gloriosa trasmissione che era l'altra domenica. Tra le grandi interpreti della canzone napoletana d'attuale, forse tra le più grandi, io metterei sicuramente Giulietta Sacco. Il grande pubblico italiano forse non la conosce, è una voce che però a Napoli e in tutto il meridione è molto apprezzata, ha una voce autenticamente popolare e napoletana in particolare, e noi ve la presentato a sua volta dalla dolce Patrizia Schisa.